Buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera a Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Senatore Patuanelli, perché non vi convince la proposta del governo italiano di condizionare il riconoscimento della Palestina al fatto che vengano riconsegnati gli ostaggi e che Hamas sia definitivamente fuori dal gioco? Perché la condizionalità significa sostanzialmente non riconoscere mai lo Stato di Palestina, o quantomeno non riconoscerlo oggi. Qui non si tratta di dire, è chiaro, chiunque di noi e chiunque abbia un po' di buonsenso vorrebbe Hamas disarmata, rilasciasse gli ostaggi immediatamente, quelli ai vivi e i corpi dei caduti, e che non ci fosse più Hamas nella striscia di Gaza. Però siccome questo non c'è, io credo che la postura dei governi, e ci sono già 150 paesi che questa postura l'hanno avuta, del riconoscere lo Stato di Palestina, possa essere un segnale forte verso quello che a nostro avviso, e non soltanto a nostro avviso, è un governo criminale, che è quello di Netanyahu, che si sta macchiando di un genocidio non da oggi. Quello che mi colpisce della parola del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi dice che il governo israeliano è andato oltre alla reazione rispetto a quanto accaduto il 7 ottobre di 2 anni fa. Io credo che ciò sia ben chiaro anche nella società civile da molto tempo, e che probabilmente... diciamo che negli ultimi tempi ha alzato un pochino. Ha continuato a fare quello che stava facendo, ha semplicemente deciso un'azione di terra, tra l'altro con il favore del vicepresidente del Consiglio, no? Perché ricordo che Matteo Salvini che mi sembra sia un membro di questo governo autorevole, ha recentemente detto che è d'accordo anche con l'invasione a terra e quindi con la deportazione dei milioni di palestinesi ancora lì, e quindi che supporta ancora l'azione di Netanyahu. Quindi anche da questo punto di vista non mi sembra che la posizione del nostro governo sia del tutto chiara. Abbiamo avuto un lungo collegamento con la portavoce, l'equipaggio e due personalità politiche del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra che sono in navigazione verso Gaza, e ci siamo salutati dicendo con tutte le più nobili ragioni: andate a comprarvi un guaio perché vi arresteranno certamente e poi toccherà alla diplomazia italiana attivare tutti i percorsi per farli rilasciare, insomma cose di questo genere. Non lo so, è la strada giusta? Brevemente, così sentiamo anche gli altri. Ma guardi, intanto partiamo da un presupposto. Lei prima ha detto che sono al sicuro fino a quando sono in acque internazionali. Oggi il ministro Crosetto ha detto esattamente il contrario, che non sono al sicuro neanche nelle acque internazionali, tanto che oggi sono vicine. Sono scostati a due fregate, insomma. Sì, ma continuano a non essere sicuri, anche con la presenza delle fregate che sono lì non a difesa, ma a supporto e soccorso eventuale delle imbarcazioni. Io credo che dovremmo partire tutti dicendo che è inaccettabile che delle imbarcazioni senza armi, senza volontà minatoria di nessun tipo, debbano preoccuparsi di non essere affondate da un governo di un paese che, diciamo, dovrebbe essere alleato dell'Occidente e che invece mi sembra stia facendo di tutto per lei sa che la responsabilità teoricamente è ancora da accertare, ma tutti quanti sospettiamo che sia israeliano. Insomma, mi sembra no, adesso bisogna stare al di fuori dell'ipocrisia. Quindi, dopodiché, io credo che il tema del portare gli aiuti umanitari con questa missione voglia sottolineare il fatto che oggi la consegna è possibile, ma la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza avviene esclusivamente se, come e quando vuole il governo israeliano. E se diamo per assodato e accertato... Guardi, questo purtroppo è vero, ma Pizzaballa le posso assicurare che li avrebbe sì, però avrebbe controllato, ha un'autorità sufficiente attraverso il governo israeliano. E mi sembra evidente che ci siano bambini a Gaza che muoiono di fame. Allora possiamo accettare che sia impossibile avere un corridoio umanitario gestito dalle Nazioni Unite o da chi che sia, e non esclusivamente andare a pietire al governo israeliano la possibilità di portare del cibo per i bambini? Onorevole, qui senatore, noi confondiamo gli auspici con i fatti.
È zona di guerra controllata da Israele, chi tenta di sfondarla va a comprarsi un guaio. Questo è un punto. No, Poi la pauta possiamo dire ma è ingiusto, è ingiusto, va bene, è il nostro ingiusto. governo non è conseguente alle cose che dice, perché continuiamo ad esempio a non sospendere il memorandum d'intesa militare con Israele che consente di consegnare ancora armi ad Israele. Mi sembra che stiamo armando forse una forza sbagliata. Allora, l'Italia non può consegnare armi a Israele perché c'è una legge che dice che non appena una nazione entra in guerra non si possono consegnare armi. Lo sta facendo ancora perché non è una guerra. Se lo si fa, per farlo bisogna fare un'altra legge. Lo si è fatto per l'Ucraina e non lo si è fatto per Israele, benché lo si è fatto dal primo giorno, benché Israele fosse palesemente lo Presidente Stato attaccato. Malan sa benissimo che non è così. 2020. Scusi tanto, io veramente parlo la pura verità. Sì, la certo. pura verità. La mia forza politica ha donato 1 milione di euro dei nostri stipendi a quella flottiglia e non sono Hamas. Io non l'ho interrotta. È lei che mi ha rivolto la parola, lei non l'ho interrotta. Io non ho parola, mi ha parlato lei. Perché ho visto che si spazientiva, allora ho il diritto a spazientirmi o non è un mio diritto spazientirmi? A dire la pura verità, va bene? La sua verità. Del Israele non li umanitario attaccherà. e internazionale. Israele non li attaccherà, non si illuda. Guarda. No, ma io non spero che li bombardino, quindi né perché che il li ministro fermino, della né che difesa li ha mandato 2 arrestino? fregate se non ritiene che sia... Perché il ministro della questo difesa... lo deve chiedere al ministro della difesa. Perché tutti ritengono che sia una missione... Non intendo mettere in discussione il ministro della difesa italiano, intendo dire che per quelle che sono le intenzioni di Israele, proclamate anche da un'intervista al Corriere della Sera dal ministro degli esteri israeliani Ornon Eguari, ieri mi pare che fosse, ha detto che non c'è nessuna intenzione di fare del male a nessuno. E quindi non c'è nessun pericolo, per quelle imbarcazioni non c'è nessun pericolo, possono arrivare... È proibito tuttavia violare il diritto internazionale che proibisce di attraccare a Gaza, in quanto è un fronte di guerra in quel momento. Pensi lei se avessero mandato, mentre c'era la guerra con la Germania, degli aiuti in Germania, va bene, da qualche parte, li avrebbero lasciati arrivare gli alleati? Non credo, ecco, nessuno l'avrebbe potuto mai fare. Allora, per far vedere quello che... Per Israele, fino a quando non sarà cancellata Hamas, insomma, il problema delle vittime civili mi pare che non venga preso in grande considerazione. No, direi di no. Mi sembra evidente che c'è una parte di propaganda, perché possiamo definirla così, israeliana, che a ogni attacco, a ogni bomba sembra aver distrutto un'infrastruttura strategica di Hamas, aver ammazzato soltanto membri di Hamas. Invece mi sembra che i morti civili siano accertati, che le condizioni a Gaza siano quelle descritte invece dalla famiglia intervistata prima, che parla anche tra l'altro di assenza e carenza di cibo, cosa che evidentemente c'è ed è... visto che è Israele che controlla tutto quello che accade lì dentro ormai, è evidente che è responsabilità di Israele se oggi c'è una carestia che aggrava ancora di più le condizioni terribili in cui vivono circa 1.800.000 persone, che sono quelle che si ritiene siano ancora in vita e presenti nella striscia di Gaza. Volevo una cosa chiudere, che fa molta tristezza. Allora, stasera il governo italiano ha mandato un messaggio alla flottiglia, ai cittadini italiani della flottiglia, e hanno detto: il governo italiano ha preso atto del rifiuto della flottiglia di consegnare gli aiuti in un porto neutrale. Ai partecipanti italiani che volessero fermarsi in Grecia e proseguire in modo sicuro per l'Italia o altre destinazioni, l'Italia offrirà assistenza ove richiesto. Per chi prosegue il viaggio con la flottiglia resta valido l'avviso iniziale, insomma, cioè sostanzialmente chi intraprende questa strada si assuma in proprio tutti i rischi sotto la sua personale responsabilità.